A Terrapostola, capitolo 17. A Tessalonica, a difficoltà dei giudei. Camminando in coppa via Antifoli e a Apollonia, arrivando in città di Tessalonica, andò gesteva una sinagoga in Labreia. Come faceva ogni volta, Paolo trasette in quella sinagoga e per 3 sabati si mettette a parlare con loro, coppa scrittura, spiegandole e mostrandole a loro che Cristo aveva morito e aveva risorgere in dei morti, e diceva: chi lo Gesù che io sto predicando è un Messia. Certo in mezzo a loro si facettero subito capaci e accogliettero la parola di Paolo e Sila. E stessa cosa facette pure un buon numero dei greci. E già credevano rinda a Dio parecchie femmine e famiglie più nobili. Agli ebrei invece si facettero pigliare a gelosia, tirare una parte a loro certi fedenti in mezzo a via e facendo accucchiare parecchia gente, facettero rivoltare tutta quella città. Chi si presentava in a casa di Giasone e voleva lasciare Paolo e Sila per portare innanzi a tutto il popolo. Ma proprio perché non l'avevano trovata, afferrarono a Giasone e certi frati suoi e strascinarono innanzi ai capi della città e a Luccanna forte dicettero: che l'uomo che stanno facendo arrivare tutto il mondo stanno qua e Giasone l'accomuna pure di da casa sua. Tutti chi si stanno mettendo contro a tutte le leggi imparatori, dicendo che già sta nato un re, che è Gesù. E così facettero arrivare tutta quella gente e tutte le capi della città, che stettero a sentire tutte queste cose. Ma poi, dopo che avevano fatto consegnare una rossa somma denaro a Giasone e a tutte le late, e lasciarono libera una volta. E nuove difficoltà a Berea. Tutti gli frati, in quella stessa nottata, facettero partire subito Paolo e Sila, per città e Berea. Come arrivano là, trasettano come soldi in da sinagoga e l'Abreia. Chi si abbrena era assai più buono che quello che stava in città di Tessalonica e accogliettero la parola con una rossa priezza in cuore loro. E ogni giorno si mettettero a smicciare in le scritture per vedere se le cose stessero veramente così. Là parecchie loro che rettano e in mezzo a loro gestivano pure parecchie femmine che appartenevano a famiglie nobili e parecchi uomini. Ma quando la brera città di Tessalonica venettero a sapere che pure Berea era stata predicata la parola di Paolo, correttero pure là per far votare in surfa tutto il popolo. E tanto, subito tutte le frate facettero partire Paolo perché la viga portava a mare. Sila e Timoteo invece e facettero rimanere in da città. Quelli che facevano la guardia a Paolo l'accompagnavano in zina in da città e Atene e se ne partettero con un comando per Sila e Timoteo, che avevano partito pure loro per si incontrare con Paolo a più presto possibile. Paolo in Atene. Petteramente Paolo aspettava Sila e Timoteo in da città di Atene. Si sentette e sparpagliò ancora un bietto, perché desiderava tanto di vedere quella città, chi ne è stato e pavano. Si mettette a chiacchierare in da sinagoga con tutta l'Abreia e con tutti gli pavani che correvano in da Dio, e ogni giorno in da chiazza più rossa che la città si incontrava con loro. Pure certi filosofi, epicurei e certi stoici si mettettero a parlare con essa, e certi in mezzo a loro cominciarono a dire: ma che non ci fa imparare stu chiacchierone? E dopo sentendo a Paolo che parlava di Gesù e la risurrezione dicevano: a quanto pare che sia venuto a ci parlare e dei forestieri. Perché sto piano con loro portare innanzi al tribunale l'Areopaga e le ricettano: potremmo sapere pure noi e che questa dottrina nuova che tu stai predicando, perché tu ci stai mettendo in orecchie certe cose assai strepeze. E proprio per questo vorremmo sapere pure noi e che si tratta. Perché per tutta la gente che si prende la città di Atene, come pure per tutte le forestiere che alloggiavano dentro a quella città, non c'era uno spazio più grosso per loro e chi e parlare, sentì e parlare. O discorso di Paolo all'Areopaga. Tanna Paolo, stai in mezzo a chi l'Areopaga ricetta. Ateniesi, me ne sono donato che voi siete persone assai religiose sotto tutti i punti di vista. Perché veramente me ne ieven zonzugliando in mezzo alla città vostra, oggi voluto parecchi ardare re dei vostri e oggi trovato pure un ardare con questa iscrizione. A chi lo Dio sconosciuto. Chi che voi ha durato senza lo conoscere, io vi volesse far conoscere. Chi lo Dio ha fatto tutto il mondo e tutte quelle che ci sta in. E isse o Signore lo cielo e la terra, e non può alloggiare in dei santuari, capite fravagate che mane nome. E ne si fa servire che mane nome, come se a chi sulla mancasse qualche cosa. Perché issa è chi legherà tutta la gente a vita, ociata e tutto il resto. A nome suo Dio ha fatto scendere tutti i popoli e fa alloggiare in coppa a tutta la faccia della terra. Per loro ha fissato tempo e stagione
e l'emma della terra, che loro stanno alluggiando. Dio ha fatto tutto questo perché l'uomo lo cercasse e si sforzasse a trovare. Pure che non hanno tenuto, poi poter incontrare, perché Dio non sta arrasato ognuno di noi. Perché noi cambiamo rinda esso, e rinda esso non ci e potremmo cambiare. Pure certi poeti vostri l'hanno detto, noi apparteniamo a stessa enigma e Dio, e perché siamo figli di Dio. Mo, se noi siamo venuti a Dio, non potremmo pensare che Dio potesse rassamuglia a loro, all'argento e tanto meno a prete, che portasse un miele che l'arte e il frutto, la frenesia e l'uomo. Dopo che stiamo passati per tanto tempo in da ciuciaria, mo Dio vuole tutto l'uomo che stanno in da pizza della terra, che conoscessero tutte le sgarre che hanno fatto e che agnassero la vita a capo a loro, per chi sta fissato un giorno per giudicare tutta la terra in da giustizia, per mezzo ai nomi che essa scivita. E proprio perché tutta la gente potesse capire buono, essa l'ha fatta risorgere in dei morti. Quando sentettero parlare della risurrezione dei morti, certi si mettettero a smerdiare, altri invece si mettettero a ridere. Va buono, ti sentimmo un'altra volta in coppa a sta cosa. A così Paolo si nascetta a rindare l'adunanza. Certi invece accettarono la parola e a diventare cristiani. In mezzo a tutte queste ci stava pure Dionigi, che era un piezzo rosso e l'areopaga, e una femmina che si chiamava Daramis, e parecchie altre persone insieme con loro.